Il sovraffollamento del pronto soccorso è uno dei punti cruciali per quanto riguarda l'assistenza sia infermieristica e anche medica. La carenza dei medici influisce sicuramente negativamente, in più una forza lavoro inferiore rispetto al numero eccessivo dei pazienti che arrivano proprio perché non c'è un filtro sul territorio. Assistiamo ad un invecchiamento della popolazione che comporta un aumento delle cronicità e delle comorbilità legate appunto alle varie patologie dovute all'invecchiamento. Quindi sarebbe opportuno creare degli ospedali di comunità che già sono previsti dal DM 77, oppure istituire veramente la figura dell'infermiere di famiglia e comunità, che servirebbe a snellire queste situazioni di cronicità, per cui gli ospedali in questo modo funzionerebbero solamente per le acuzie, che è la loro mission principale. Vede, la grossa problematica che si evince oggi negli ospedali, nei pronto soccorsi pubblici, è che purtroppo il pronto soccorso viene visto come un poliambulatorio, un posto nel quale si può andare a fare gli esami, l'elettrocardiogramma o qualunque altra indagine che magari per essere eseguita bisogna aspettare tanto tempo, allora la via preferenziale viene vista nel pronto soccorso. E intanto il primo passaggio, quello che va rimosso diciamo in quella che è l'abitudine e il pensiero comune, è proprio questo: il pronto soccorso è un luogo che deve essere visto come il luogo che ti dà la salute nel momento in cui la salute non ce l'hai, in una situazione di acuzie, in una situazione di emergenza. Il pronto soccorso è lì, purtroppo con le grandi criticità legate alla carenza di risorse, una carenza annosa legata purtroppo ai tagli nella sanità di anni e anni consecutivi, che oggi purtroppo, nonostante tutto, riesce comunque a dare una risposta assistenziale. Ecco perché il pronto soccorso dal punto di vista del cittadino deve essere visto come un luogo di cure in emergenza, in urgenza, e dal punto di vista dei sanitari ovviamente deve essere un luogo nel quale bisogna fare il tutto per cercare di salvare la vita ai pazienti, perché venire in un pronto soccorso per non avere un'assistenza ovviamente non ha motivo di esistere, perché questo toglie spazio a chi veramente ha necessità. La giornata di formazione che abbiamo oggi è rivolta agli infermieri per dare l'adeguata formazione, per capire l'importanza che ci deve essere tra il collegamento tra ospedale e territorio. Il territorio possiamo trovare l'infermiere di comunità, possiamo trovare l'infermiere di famiglia, ma soprattutto possiamo trovare quelle società strutturate che fanno assistenza domiciliare. Come può l'assistenza domiciliare andare a ridurre il sovraffollamento del pronto soccorso? Intanto accogliendo tutti i pazienti cronici a domicilio tramite chiaramente richiesta medica del medico di base che fa le adeguate richieste, tipo le trasfusioni possono essere fatte a domicilio con personale medico delle diverse società che erogano assistenza domiciliare sul territorio. Quindi in questo modo noi potremo andare a smaltire intanto l'attesa in ospedale delle persone che hanno bisogno di fare trasfusioni, e in più di quelli che hanno necessità di fare delle medicazioni magari complesse che possono invece essere fatte a domicilio. E quindi il personale nostro che opera sul territorio deve essere adeguatamente formato per poter affrontare qualsiasi forma di emergenza anche a domicilio. La problematica è evidente negli ultimi tempi che si è registrata, è quella del sovraffollamento dei pronto soccorsi che ormai è un sistema unico, sistema 118 pronto soccorso, quindi a volte il sovraffollamento e la sosta prolungata dei mezzi di soccorso non è legata al mezzo di soccorso ma alla mancata dislocazione dei pazienti in attesa nelle varie unità operative di appartenenza o di riferimento. Purtroppo il 118 ormai è utilizzato e chiamato per qualsiasi tipo di intervento dopo una seria valutazione che viene fatta alla centrale operativa, quindi arrivata sul posto ci troviamo a volte a non poter soddisfare determinate chiamate perché tutti i mezzi sono bloccati e siamo costretti a rivolgerci ai mezzi di soccorso in eccedenza.
Sì, l'emergenza urgenza territoriale in questi ultimi anni ha visto veramente un'impennata dal punto di vista formativo, dal punto di vista organizzativo, non ultimo in Sicilia, e non siamo secondi a nessuno per il resto d'Italia, con l'avvento dell'112, la centrale unica di risposta, le CUR, che gestiscono anche altri concorrenti quali le forze di polizia e i vigili del fuoco. Questo ha fatto sì che ha migliorato ulteriormente la risposta all'emergenza. Noi abbiamo tempi di risposta rapidissimi ai nostri telefoni delle centrali CUR, nonché anche del 118. Questo ha comportato sicuramente una velocizzazione del soccorso in emergenza territoriale. Ovviamente tutto questo è anche supportato da un'intensa formazione, perché il nostro personale infermieristico, i nostri autisti soccorritori della SEUS vengono continuamente sottoposti ad attività formative al fine di garantire sempre il meglio per le nostre comunità. È una formazione un po' particolare che abbiamo acquisito, ho avuto il piacere di acquisire, diciamo così, in questi giorni attraverso una società a carattere nazionale che si occupa di corsi di alta formazione, che hanno che cosa ha fatto? Messo insieme, diciamo così, tutti gli attori di coloro che, diciamo così, intervengono in un'emergenza territoriale con il top delle investigazioni scientifiche, ovvero i RIS di Parma, e quindi con l'occasione, diciamo così, abbiamo fatto questo percorso diventando dei formatori con il timbro dei RIS di Parma, perché loro qual è il loro obiettivo, che cosa vogliono raggiungere come obiettivo? Vogliono raggiungere l'obiettivo partendo da un concetto iniziale, nel senso che solitamente chi arriva per primo in una scena del crimine sicuramente spesso sono i soccorritori impegnati nell'emergenza territoriale, per cui il loro obiettivo è quello di far acquisire consapevolezza anche ai soccorritori che arrivano su una scena, al fine di preservare, diciamo così, le prove, non inquinare sicuramente le prove che sono importanti. Quindi partendo da quello che viene da loro chiamata la catena di custodia, e tutti gli attori che saranno presenti in una scena devono avere, diciamo così, una sinergia per poter agire senza appunto possibilità di inquinare le prove.